Buona mattinata a tutti, gentili amici e colleghi. Abbiamo sentito da Franco Posocco nella prospettiva storico-urbanistica, da Maria Cristina Gribauti nella prospettiva imprenditoriale, da Sergio Maset con tutta la nitidezza della narrazione sociologica, una sorta di sfondo all'interno del quale collocare alcuni esercizi pratici per dare sviluppo, per dare propulsione alla nostra città. In qualche misura a me tocca provare a declinare un caso pratico, un esperimento concretissimo, se si possa trasformare in occasione di sviluppo, in opportunità di crescita, un dato, quello rappresentato limpidamente da Sergio Maset, che invece sembra angustiarci, sembra inquietarci, cioè la senescenza vittoriese. Se in qualche modo questo processo vistoso persino di decelerazione demografica, di invecchiamento della popolazione, possa diventare uno dei vettori, uno dei motori, uno dei driver per costruire un progetto di rinascenza della città. Il caso è concreto perché in qualche misura un progetto è già stato presentato nel 2017, è stato fatto proprio dal Consiglio Comunale della nostra città, che senza nemmeno un voto contrario ha accolto la proposta dell'antichissima IPAB, l'Istituto Cesana Malanotti, la casa di riposo per intenderci della città, di avere uno sviluppo molto significativo in una prospettiva di raddoppio della propria presenza in città. Non vi voglio annoiare con i soliti numeri sull'invecchiamento della popolazione locale, anche se sono oggettivamente fortissimi, scanditissimi. Pensate che nel territorio della ex UL7 il 23,1% della popolazione è ultra 65enne e il 18,5% di quella popolazione ultra 65enne non è autosufficiente. Siamo all'interno di un settore che non solo ha un grandissimo impatto in termini di politiche pubbliche, pensate che in Italia per sostenere, assistere e supportare le persone anziane con limitazioni funzionali si spendono 56 miliardi all'anno, eppure il tasso di copertura dei bisogni, ad esempio residenziali, degli anziani, delle persone ultra 65enne con limitazioni funzionali serie è soltanto del 30%. Abbiamo soltanto 270.000 posti letto nel nostro paese, sono meno della metà di quelli che sono indicati dagli standard europei e stanno tra l'altro subendo un processo forte di trasformazione, la concentrazione. 18 grandi soggetti detengono molto di più della metà di quei posti letti complessivamente disponibili. Il 70% di quei soggetti sono soggetti privati e il 38% di quei soggetti privati sono privati, come dire, a trazione speculativa. Sono numeri che fanno riflettere. Proviamo a vedere se è possibile dare una risposta che abbia una qualche dignità strategica, partendo da un assunto. È una teoria che si è cominciata a sviluppare a metà degli anni 90, dopo la alluvionale irruzione del tema della globalizzazione, dopo la caduta del muro di Berlino. La globalizzazione generò in molte situazioni, soprattutto nell'Europa occidentale, delle condizioni di tensione, di torsione, di crisi, e si decise com'è che si può rispondere. E si contrapposero una via bassa e una via alta, una low road strategy ad una high road strategy. La via bassa è il tentare di contenere il costo, il rattrappimento difensivo, il tentativo di rallentare il declino, il tentativo di fermare l'aggressione esterna, di subire, cercando di rannicchiarsi, l'aggressione di paesi dinamicamente più competitivi, capaci di generare costi più bassi. E l'altra strada invece è di ritenere che sia la tradizione il motore dell'innovazione, che ci si debba posizionare a presidio dei segmenti più pregiati dei mercati, innescando processi di intensificazione, di valorizzazione
dei sistemi integrati di intelligenza, esperienza e competenza rappresentati dalle risorse umane, dalle persone coralmente e consapevolmente organizzate in comunità. Ecco, questa è la via alta. Vale per le nazioni, vale per i territori, vale per le singole imprese. E 2 anni fa è entrato già nella letteratura un progetto di High Road Strategy per un quartiere londinese, Tottenham, che sta, quello della squadra, sì, per intenderci, che sta facendo scuola. Su cosa si fondano le strategie della via alta? Sull'esistenza in un luogo di competenze distintive forti, di saperi corali forti, che si sono secolarmente, geneticamente costituiti in superiorità competitiva rispetto agli altri territori. Nella direzione della cura delle persone più fragili, Vittorio ha una competenza distintiva? E come? Risale alla prima metà del XIV secolo la certificata presenza di istituzioni organizzate per dedicarsi alla cura, al sostegno, al supporto delle persone più anziane, delle persone più fragili, delle persone più gracili. Esiste certamente una radicata e radicale competenza distintiva di Vittorio in questa direzione. So che quando si parla di casa di riposo si pensa a una sorta di segregazione compassionevole, quasi da, come dire, occultare nelle periferie della geografia identitaria di una città. Qui invece parliamo proprio, come dire, dell'esatto opposto, avere consapevolezza di una città che è anche attraversata dalla debolezza, dalla gracilità, dalla fragilità, ma che fa di quella consapevolezza, della sua capacità di sostenere comunitariamente il ruolo decisivo dell'essere anziano, dell'essere debole, dell'essere gracile, un motore di sviluppo. Perché solo attraverso la tradizione, come abbiamo detto all'inizio, si può generare autenticamente e dispiegatamente innovazione. Tra l'altro, dice, ma la sanità, parliamo con ruvidezza leale e sincera, il processo di trasformazione delle organizzazioni sanitarie va nella direzione di una sempre maggiore concentrazione in luoghi assoluti di eccellenza dello svolgimento delle cure dedicate alle cosiddette acuzie. Quindi da questo punto di vista chi si illuda, ad esempio, di trattenere a lungo ancora una struttura ospedaliera classica come quella che la città oggi ha, è probabilmente un illuso. È invece opposto il ragionamento sul versante delle cosiddette case di riposo, del versante sociosanitario, quindi non più delle acuzie, ma di quella condizione diffusa, quotidianamente distribuita nelle nostre storie di vita fatta giusto appunto di gracilità e di bisogno di assistenza residenziale. Lì la logica è esattamente il contrario, tanto l'una è la logica della concentrazione, della condensazione anche fisico-geografica, tanto l'altra è invece la logica della distribuzione, della diffusione. Diffusione però che non vuol dire frammentazione e sparpagliamento. In Italia ci sono 4.000 organizzazioni che fanno residenzialità per gli anziani e hanno una dimensione media di 67 posti letto e mezzo. Così si muore. La taglia minima per essere competitivi in relazione anche all'irruzione dei soggetti privati a trazione speculativa è di 500 posti letto e di 15 milioni di euro di ricavi. E il Vittoriese Cesana dove è messo? È messo in quello che si chiama il territorio Comanci, la terra di nessuno, è sui 12 milioni di fatturato, ha un po' più di 300 posti letto. Quindi è sostanzialmente lui e tutta la città, di cui è espressione, non a caso è una struttura pubblica e in base alle leggi Rattazzi e Crispi è in qualche modo espressione della comunalità dal punto di vista istituzionale. Deve assolutamente decidere se resta in questa dimensione, verrà o mangiata da una struttura privata che aggressivamente decida di raccogliere quella tradizione che l'istituto rappresenta nel mandamento, oppure è destinata ad esaurirsi per incapacità di reggere la sfida economica del pareggio di bilancio che istituzionalmente la connota. O mangiati o morti per inedia, insomma questa è
la poco vibrante alternativa che ci attende. Quindi c'è una sola strada, crescere, ma crescere come? Il Consiglio Comunale del luglio 2017 ha dato una risposta chiara, recuperando, riqualificando, riconvertendo 2 luoghi ad alta densità storico-simbolica della città. A sud la Villa Papadopoli e a nord Cavo Cenigo Zuliani. Tra l'altro notate la specificità propulsiva dell'essere pubblici. Nel primo caso Villa Papadopoli è la restituzione ad un ruolo attivo, tra l'altro storicamente già presente nella biografia della villa a casa di riposo, di proprietà comunale attraverso una concessione, dall'altro recuperando la vocazionalità più pura, più bella. Le case di riposo nascono da lasciti, si chiama Cesana Malanotte per il lascito di Monsignor Malanotti, per il lascito della famiglia Cesana. Oggi c'è questa persona vittoriese di adozione, ma autenticissimamente vittoriese, Alessandro Zuliani, che generosamente decide di donare all'istituto quella vecchia cartiera veneziana del Seicento, che poi fu negli anni 50 un albergo che accompagnò molto di quella turisticità da allora. Qua la differenza è netta tra pubblico e privato. Perché il privato è emerso anche nei dibattiti che abbiamo avuto con i comitati di quartiere. Il privato direbbe: ma io tiro su in una logica greenfield, in una logica di nuovo, quindi fuori dai centri storici, lo faccio in periferia e tiro su strutture ma anche molto agili, anche molto efficienti, anche molto ben articolate, ma a basso costo in questo modo, perché devo mica ristrutturare Villa Papadopoli, devo mica ristrutturare Cavo Cenigo Zuliani. Qui ci dispiega la funzione pubblica. Io sono IPAB, io sono un ente pubblico e in quanto ente pubblico faccio un investimento funzionale al recupero, senza ulteriore consumo di suolo, di immobili di altissimo pregio dal punto di vista storico-architettonico, ma anche di altissimo pregio dal punto di vista della fruibilità comunitaria. Il privato non lo farebbe perché ha una dinamica orientata alla profittabilità diversa. Il pubblico in questo senso è compiutamente pubblico, in quanto incorpora nella congruità economica del proprio agire, che è indispensabile anche una qualità prospettica dell'investimento che altri non potrebbero considerare. Solo questo? No, amici e colleghi, io dico che c'è di più. Io proprio contraddico la filosofia di chi dice, in una prospettiva di pansanitarizzazione, che anche le case di riposo devono essere portate fuori dai centri storici, collocati in una prometeicamente efficiente dimensione. No, gli anziani devono stare dentro le storie delle città che hanno abitato e hanno reso tali anche con la loro presenza, con la presenza dei loro avi, sono veri e propri polmoni, buffer comunitari. La memoria deve in qualche modo imbibire la quotidiana vitalità di quelle aree e deve in qualche modo essere testimoniata, una testimonianza affettuosamente, dolcemente praticata, orgogliosamente persino praticata. Questa è l'idea del polmone comunitario, connota, caratterizza, identifica la casa di riposo moderna e la distingue invece dalla prigionia ossessiva di una spedalizzazione che va invece assolutamente respinta in questa prospettiva. Ed ecco allora, ripeto, rianimare il centro sud della città, cioè rianimare il nord della città, quella fadalto-bassa altrimenti destinata alla desertificazione. Ma anche altri progetti, e qui guardo la mia amica Maria Cristina Gribaudi, la cui sfida accogliamo subito. Noi abbiamo deciso, abbiamo fatto partire la gara proprio la settimana scorsa, la rianimazione anche sempre a Ceneda del vecchio istituto del Zorzi Luzzatti, il vecchio orfanotrofio della città, che verrà destinato innanzitutto a restituire vitalità a uno degli elementi chiave dell'identità vittoriese, che è la musica. Siamo in epoca di celebrazioni da pontiane, lì verrà anche realizzato un auditorium all'aperto da 450 posti, approfittando, Franco, di quello straordinario scorcio per cui abbiamo di fronte proprio il castello. È una prospettiva meravigliosa.
ma sarà anche dedicato, l'idea originaria era fare spazi di coworking, era spazi formativi, spazi educativi, e in parte sarà mantenuta ma con una specifica destinazione musicale. Ci saranno sale prove, ma l'idea di un'alleanza con i musei veneziani per recuperare un altro degli elementi distintivi della città, cioè la qualità artistica della sua tradizione, che è proprio legatissima a Venezia. Venezia per la biografia di autori come Tiziano, che insomma Vittorio ebbe elementi anche di forte radicamento personale, ma penso a una fra le cose 100 più belle del Rinascimento italiano, che è quell'annunciazione del Previtalia Meschio, che ogni volta commuove e ridà slancio alla fede. Ecco, una bella alleanza con la Fondazione Musei Civici Veneziani potrebbe essere una soluzione di grande qualità. Velocissimo. Tra l'altro non si pensi che investire in un grande polo sociosanitario sia un'idea di Vittorio come Gerontopoli, sia in qualche modo un'idea ispirata a una sorta di rassegnazione statistico-anagrafica. Siccome Vittorio è la città più vecchia del Veneto dopo Venezia, mi conferma Sergio Masette, vabbè, facciamola diventare un grande ospizio. In realtà è vero proprio il contrario, perché vorrei ricordare come per assistere le persone anziane in una casa di riposo, persone anziane il cui tasso di difficoltà di gestione dal punto di vista clinico è in aumento. Noi praticamente non abbiamo più in nessuno dei nostri 305 posti letto persone autosufficienti, sono tutte significativamente non autosufficienti, anzi ci si sta specializzando ormai in questa direzione. Devono, per poter essere accudite, avere un tasso che è vicino all'1 a 1 in termini di personale dedicato, ed è personale tutto inesorabilmente ad altissima qualificazione professionale e giovane. Cioè, voglio dire, per ogni persona anziana ce n'è quasi un'altra, la quale è una persona che viene assunta a tempo indeterminato, con contratto della funzione pubblica, riceve significativi interventi formativi ed è un'ulteriore forma di vivacità generazionalmente connotata, perché l'età media del personale è di 32-35 anni, quindi in realtà avremo non solo 200 posti letto in più per anziani, ma avremo 170 giovani che arriveranno a Vittorio probabilmente e si potrà su questa prospettiva immaginare l'attivazione di sedi, luoghi, percorsi di carattere educativo, formativo, addestrativo di grande qualità e di grande intensità. Tanti posti sono oggi disponibili per predisporre interventi formativi evocati esplicitamente in questa direzione. Non vi voglio annoiare ulteriormente. Tra l'altro, come avete letto sui giornali in queste ore, accogliendo una nostra istanza, il TAR ha fissato al 9 ottobre l'udienza nella quale ci deciderà sul ricorso al TAR con il quale abbiamo impugnato la reiezione del progetto del Consiglio Comunale del nostro istituto voluta dall'US2 e dal Comitato dei Sindaci dell'Exul 7. Io esprimo con molta lealtà istituzionale la speranza che in prossimità della decisione dell'autorità giudiziaria vi sia uno slancio di consapevolezza comunitaria da parte di tutte le istituzioni coinvolte, e quindi la trattativa, il negoziato, il felice compromesso sostituisca la decretazione magistratuale. Quindi io sono convinto che ci si possa e ci si debba sedere con la Regione, con l'US, con i sindaci degli altri comuni intorno ad un tavolo un po' prima, io spero, della sentenza, per trovare una soluzione condivisa. Anche perché sono venute meno le ragioni che hanno probabilmente ispirato le scelte ostruzionistiche che hanno impedito in questi 2 anni di portare a compimento il progetto. E quindi, però ecco, io credo che una lezione possa essere tratta da questo piccolo racconto, cioè che si debba avere la capacità di intercettare anche gli elementi più problematici di una condizione complessa per invenirvi le opportunità di soluzione vera dei problemi.
e i problemi complessi non possono che trovare soluzioni complesse. Questa mitologia contemporanea dello scioglimento con la spada dei nodi gordiani mi sembra straordinariamente improvvida. Così come straordinariamente improvvida è ogni soluzione solipsisticamente lideristica. Se recuperiamo anche una dimensione più partecipata, più corale, più collettiva, più comunitaria, più articolata, con una partecipazione vera di tutte le forme di rappresentanza, probabilmente sarà tanto meglio. Ma credo che un'unica parola possa davvero riassumere la via alta della strategia, e questa parola si chiama audacia. Io credo che Vittorio Veneto di una condizione abbia bisogno, è una condizione etica, è una condizione politica, è una condizione istituzionale, è una condizione metodologica, e si chiama audacia. E io sono convinto che nella vittoriosità più autentica, celata talora sotto l'ironia, celata talora sotto l'understatement, celata talora sotto una discrezione parca e sobria, questa dimensione vera ci sia e possa davvero esplodere vitalmente l'audacia. Io credo che Vittorio debba essere una città audace.